Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie, le novità provenienti dal Veneto, anche in collegamento con le nostre redazioni sparse per tutta la regione. E però un'edizione che si apre con una notizia di cronaca che ci porta in Friuli Venezia Giulia e precisamente a Trieste. Questa perché è stato identificato il cadavere che era stato scoperto ieri mattina a Trieste. Si tratta di un giovane trevigiano. E del trevigiano Alessio Milan, il cadavere scoperto ieri mattina nelle acque a largo di Grignano all'altezza di una boa che delimita la riserva marina protetta di Miramare. Il corpo, segnalato alle 7:30, è stato recuperato e identificato grazie al pronto intervento di una motovedetta dei Vigili del Fuoco coadiuvata dagli uomini della Capitaneria di Porto. Le prime indagini affidate alla polizia non hanno però ancora permesso di chiarire esattamente le cause della morte. Non è stato riscontrato alcun segno di violenza e pare che il decesso risalga solo ad alcune ore prima del rinvenimento in mare. La polizia locale ha trovato l'auto di Alessio Milan all'altezza del bivio lungo Viale Miramare sulla costiera triestina. All'interno dell'Alfa Romeo Mito di colore nero sono state trovate e poi repertate dalla squadra mobile di Trieste sostanze stupefacenti e farmaci, a quanto filtra tranquillanti. Considerando tutto il quadro dei fatti, il pubblico ministero Federica Riolino ha disposto autopsia e test tossicologici per chiarire la dinamica della morte ed escludere l'intervento di terzi. La scomparsa del trentenne non era stata denunciata e al momento non sono stati trovati elementi chiari che facciano ricondurre la tragedia a un gesto volontario. Nessun biglietto né messaggi a familiari o amici. Resta quindi il mistero su quanto accaduto. Verranno scandagliati anche i dati dello smartphone rinvenuto dalle forze di polizia. E si sono concluse con esito tragico le ricerche di un 59enne veneziano di origine ma residente in Nevegal da un anno, del quale non si avevano notizie dallo scorso 1° aprile. Luca Andriolo, di professione broker, sarebbe precipitato da un sentiero di montagna nella zona di Sospirolo, dove soltanto ieri sera era stata rinvenuta la sua auto. A fare la segnalazione della scomparsa la sorella Doretta, che abita a Preganziol e che ieri aveva pubblicato un appello su Facebook. Luca Andriolo era grande appassionato di montagna, ma sembra che verso la fine di marzo avesse manifestato l'intenzione di andare a fare un viaggio in Sicilia o in Sardegna e che per questo motivo la sua assenza non avesse destato preoccupazione. Poi il silenzio prolungato ha fatto affiorare il dubbio che il 59enne fosse andato a fare un'escursione in montagna e dopo il ritrovamento della sua auto nelle vicinanze di uno dei settori più frequentati del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, l'ipotesi è diventata realtà e l'esito delle ricerche purtroppo infausto. La salma è stata individuata questa mattina, poco dopo le 10, e il recupero è stato eseguito con verricello calato dall'elicottero dell'Air Service. E ora ci trasferiamo in provincia di Padova, a Tombolo, dove i carabinieri hanno denunciato, identificato gli autori della spaccata ai danni del distributore Esso. Si tratta di 2 quindicenni e di un 14enne. Ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzato. Buongiorno a te Filippo. Sì, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso questi 3 giovanissimi, come hai detto poco fa anche tu, un ragazzo di 14 anni e 2 di 15 anni, tra l'altro alcuni già noti alle forze dell'ordine per reati appunto contro il patrimonio. Proseguo. Hanno colpito ancora lo scorso 10 febbraio, hanno colpito il distributore di benzina a calci, hanno preso a calci questa porta, si vedono ancora i segni della forza che hanno usato questi giovani per aprire la porta. Una volta entrati nel distributore, siamo in pieno centro a Tombolo, a pochi passi dal municipio del paese dell'Alta Padovana, si sono recati sul retro del bancone e hanno arraffato il denaro che c'era nella cassa. Si parla di una cosa come 370 euro o poco più, quindi una cifra anche irrisoria. Ci dicevano i gestori del distributore che hanno chiesto di non essere intervistati perché c'è ancora parecchio dolore
e c'è anche parecchia rabbia per quanto accaduto. Ci dicevano appunto che erano i soldi, la moneta che lasciano di solito in cassa come fine giornata per dare i vari resti. La cosa particolare è che i carabinieri sono riusciti a identificare i 3 ragazzi con l'ausilio delle telecamere che sono anche proprio interne al distributore, li hanno visti perfettamente perché non avevano il volto coperto, quindi volto libero, volto scoperto, hanno agito indisturbati. Una cosa hanno sottolineato i gestori, sono stati quasi spaventati i gestori stessi dalla forza, proprio l'efferatezza che hanno notato nei volti di questi 3 giovanissimi. Hanno detto prendere a calci con questa forza, questa cattiveria, a calci e poi a spallate, una porta, li ha colpiti parecchio, li ha colpiti molto, si sono sentiti ancora una volta colpiti proprio nella privacy e nella loro proprietà privata. C'è da dire anche un altro particolare: i carabinieri, una volta identificati, li hanno raggiunti nelle loro abitazioni e proprio a casa loro hanno trovato gli stessi vestiti che avevano usato lo scorso 10 febbraio per commettere il colpo. Una curiosità purtroppo non positiva: in 3 anni, negli ultimi 3 anni, questa è la 14ª volta che il distributore Esso in pieno centro a Tombolo viene preso di mira da malviventi. Soltanto, ci diceva la titolare, lo scorso 26 dicembre, quindi il giorno di Santo Stefano, avevano dato fuoco a una delle pompe di benzina e solamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco aveva davvero evitato che si verificasse una tragedia. Adesso i carabinieri appunto li hanno identificati, per loro è scattata una denuncia. Le indagini non si fermano qui perché da quello che si è appreso anche potrebbero aver messo a segno, sempre nello stesso periodo, altri colpi, forse anche in qualche abitazione. Per il momento Filippo, da Tombolo è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato per questo aggiornamento da Tombolo. Noi ci spostiamo di poco e continuiamo a parlare di giovani, andiamo a Bassano del Grappa, perché dopo la messa in onda del video shock che ritrae 4 ragazzi che scorrazzano sopra i tetti di alcuni palazzi a 2 passi dal Ponte Vecchio, cresce la preoccupazione per una bravata che poteva anche trasformarsi in tragedia. Ha destato davvero grande clamore il video che abbiamo trasmesso nei nostri telegiornali, che ritrae 4 ragazzi mentre camminano sopra i tetti di questi palazzi, una bravata che può costare la vita. Ha destato clamore ma anche sconcerto e impressione. No, dove sei andato? Mamma, dove che lei sul cammino? I 4 ragazzi che si sono arrampicati fin sopra i tetti di questi palazzi hanno rischiato davvero tanto, troppo. Viene proprio l'ansia a pensare che erano sopra di casa qui a girare così. Mamma mia. Questi sono matti però, Beh, insomma, siamo arrivati veramente a un livello inimmaginabile, da morire dalla paura. Che sia una bravata, sì, che sia una bravata pericolosa anche. Quindi bisogna trovare il modo di fare in modo che non succeda più, che non si ripeta. Dopo che questi siano in cerca di like o di cose, questo è un altro problema, un fenomeno sociale che lasciamo stare. Sfidare la sorte, realizzare un video da postare sui social per dimostrare agli altri di non avere paura. Per raggiungere i tetti il gruppetto ha oltrepassato questa inferriata avvolta nel filo spinato. Sprezzanti del pericolo, potevano scivolare e rimanere infilzati su queste lance oppure precipitare a terra, un volo che sicuramente non gli avrebbe lasciato scampo. Questa signora abita in uno dei palazzi usati dai giovani per la loro bravata. Che impressione le fa sapere che hanno camminato sopra la sua testa? Non si sta tranquilli, non si è tranquilli assolutamente. Si siedono spesso anche sul muro qui di Piazzale Terragni? Sì, si siedono con le gambe al di fuori, poi giocano e una volta all'altra dico sempre che cadono giù. Da morire dal pensiero ai mamme poi. Più sprezzanti del pericolo. Ai mamme vengono tutte mal di cuore a guardare che robe è. Un incendio ha colpito una casa colonica a San Zenone degli Ezzelini. I pompieri hanno evitato che le fiamme colpissero le abitazioni vicine.
Sono ingenti i danni provocati da un incendio che prima dell'alba, verso le 5:30, ha colpito una porzione di una casa colonica a 2 piani a Carainati, frazione di San Zenone degli Ezzelini. Le fiamme hanno completamente coinvolto il primo piano e il tetto in legno, provocando il crollo quasi totale del manto di copertura. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Castelfranco, con l'ausilio dei volontari di Asolo e l'autoscala di Treviso, ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse alle abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve del Grappa. Sulle cause del rogo, che non ha colpito nessuna persona, sono in corso accertamenti. È proseguita nelle ore successive la messa in sicurezza dell'area. E a proposito di messa in sicurezza, c'è una messa in sicurezza che riguarda più o meno un'intera città, è quella che coinvolge Mestre, spesso teatro di eventi che poi finiscono nella cronaca nera. C'è anche una ricetta da parte dei commercianti su come mettere in sicurezza la città, ma ce lo racconta in diretta per noi da Mestre Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai fatto già un'ottima premessa, visto soprattutto quello che è successo negli ultimi tempi, in particolare in zone anche centrali di Mestre. Da una parte abbiamo visto le baby gang, dall'altra comunque schiamazzi sempre più frequenti e spesso atti vandalici. E come sempre, oltre a essere i residenti a pagarne le spese, ci sono ovviamente anche i commercianti, in particolare chi gestisce dei locali soprattutto in orario serale. Allora che cosa hanno deciso di fare due commercianti, due soci di un locale, la Vinosteria Doc in via Palazzo a Mestre? Abbiamo qui insieme a noi Andrea Vesco e Diego De Bortoli, che hanno una ricetta, hanno deciso di organizzarsi da soli, per così dire, per cercare di arginare questo problema. Allora, innanzitutto Andrea, il problema qual è? Il problema è dopo certi orari, quando la gente magari ha bevuto un po' di più, cominciano a alzare il volume, alzare la voce, e a volte succede qualche volta che cominciano a spintonarsi anche fra amici, nel senso, da lì magari può cominciare la rissa, che è la cosa che si vuole evitare. Questo perché alzano il gomito? Soprattutto per quello, sì, perché bevono parecchio. La gente esce giustamente beve, dopo tanti non hanno il controllo di quello che fanno, sostanzialmente. Ecco, e giustamente voi, ecco Diego, se può venire anche più avanti, avete pensato di attivarvi da soli, in che modo? Cioè, cosa avete deciso di fare proprio concretamente? Concretamente abbiamo deciso di fare un anticipo diciamo di chiusura, invece delle 2 chiudiamo all'1, e poi cercare di mettere un po' di sicurezza, ecco, mettere una guardia, insomma, che guardi i ragazzi, insomma, i prateatici. Ecco, queste sarebbero le nostre contromisure, ecco, per questo problema. Ecco, e voi avete già iniziato? Sì, abbiamo iniziato a chiudere già da lunedì all'1. E appunto da questa sera, e già la settimana scorsa venerdì avevamo un supporto di sicurezza, diciamo, c'è un addetto alla sicurezza che teneva in ordine, cercava di tenere in ordine fuori. Lo metteremo anche il sabato in collaborazione anche vogliono collaborare anche gli altri bar, appunto, della via, che sono il Macao, sono la Moretta, sostanzialmente. Loro vogliono partecipare anche loro a questa iniziativa che abbiamo preso, perché appunto vogliamo tutti che Via Palazzo torni a essere Via Palazzo che era, e che deve essere appunto il salotto di Mestre, non deve essere il punto di ritrovo della brutta gente. Ma anche per questo vogliamo anticipare la chiusura per una settimana, ci siamo autopuniti sostanzialmente. È una delle ore migliori in cui si guadagna di più, però vogliamo far capire appunto ai nostri clienti che chi viene da noi specialmente non deve fare cazzate, scusa il termine. No, beh, certo, è comprensibile. È una delle ore in cui lavorate di più, perché magari molta della clientela è una clientela che ha finito di lavorare in un altro locale, quindi magari arriva e in quel momento aumentano ovviamente anche i guadagni. Esattamente, c'è tanto il punto, però piuttosto, ripeto, di avere, oltre a loro, insomma, sono bravi ragazzi, quelli che finiscono di lavorare su altri locali. Forse tutti così, quelli che vengono, tanti vengono proprio che si portano dalla piazza già belli, e là cominciano gli schiamazzi, e all'una dà fastidio per chi abita, questo ce ne rendiamo conto, ecco.
e dunque per questo cerchiamo di anticipare il più possibile queste chiusure. Ecco, voi avete deciso anche di contattare una guardia giurata che ovviamente, essendo una scelta privata, ha anche dei costi, e quindi se venissero condivisi anche con gli altri commercianti, a questo punto sarebbe anche meglio. Sì, decisamente, anzi penso che questa sarà la via da tracciare. Ecco. Abbiamo già sentito, appunto, come diceva Andrea, il Macao e dalla Moretta, che effettivamente anche loro sono d'accordo. Sì, anche ieri parlavamo assieme, che sono venute qua a parlare, e sono d'accordo su questo, insomma. Avete sentito, rinunciano addirittura a dei guadagni, soprattutto nell'ora clou in cui il guadagno può essere più rilevante, per salvaguardare i residenti e la zona, una insomma delle zone più centrali di Mestre, ovvero quella di Via Palazzo, a pochi passi dal municipio. Insieme a noi ci sono anche proprio delle rappresentanti di, ecco, se venite pure qui così facciamo un cambio, diciamo, un passaggio di testimone di residenti e commercianti proprio della zona di Via Palazzo. Elisabetta Bobbo, allora, uniti insieme si può fare qualcosa? Certamente. Allora, noi abbiamo fatto una riunione fra commercianti e locali e residenti soprattutto già a dicembre, perché c'erano stati dei problemi già fra ottobre e novembre, e poi ci sono state le famose chiusure. Quello che vogliamo dire è proprio questo: nessuno vuol far chiudere i locali, assolutamente, nessuno dei residenti, almeno di Via Palazzo, perché io parlo per le persone che conosco e con cui vivo da tanti anni. Io sono qui da 54 anni. Nessuno vuole far chiudere i locali, nessuno vuole punirli, a meno che non ci siano delle problematiche. Questa era una zona molto serena, molto tranquilla, e si capisce che con l'aumento delle persone ci possano essere schiamazzi, però gli schiamazzi sono una cosa e quello che è successo è un'altra cosa. Quando ci sono risse e delle cose molto più gravi, diciamo che tutti si preoccupano e troviamo bicchieri rotti, troviamo insomma anche siringhe, cose che non vanno bene. Allora, diciamo la verità, abbiamo parlato, abbiamo visto che i locali sono ben disposti a gestire questa situazione. Io sono convinta anche che ci debbano essere degli aiuti anche per fare degli eventi, della musica, delle cose che attraggano le persone che sono diciamo predisposte a vivere bene la serata, perché vivere bene la serata vuol dire bere, vuol dire ascoltare bella musica, vuol dire essere conviviali, e noi siamo felici di questo. Tanto è vero che anche oggi c'è il mercato, e domani sera ci sarà un piccolo concerto, questa sera ci sarà musica, ed è una cosa che gestiamo noi proprio per aiutare i locali a ripopolarsi di bella gente. Ecco, grazie a Elisabetta. Valentina, velocità, prima di restituire la linea perché abbiamo i tempi stretti. Voi avete deciso di metterci la faccia e soprattutto di organizzarvi perché non c'è un aiuto dall'amministrazione, oppure per aiutare a sua volta l'amministrazione e collaborare tutti insieme? Assolutamente una collaborazione da due livelli diversi ci deve essere, fondamentale, dal basso e dall'alto. Noi ovviamente ci mettiamo dal basso perché siamo quelli che 24 ore su 24 siamo sul territorio, e quindi siamo i primi che segnaliamo nel caso in cui dovessero sorgere delle problematiche, ma siamo anche coloro che appunto propongono idee, iniziative e cose per rendere la città viva in modo sano, nel rispetto della regola però. Per cui iniziative come quelle appunto appena presentate, esatto, sono assolutamente lodevoli e meritorie secondo me, e vanno assolutamente condivise il più possibile. Ecco, quindi naturalmente continueremo anche noi a seguire la vicenda, capire se altri commercianti si uniranno a questa iniziativa. Nel frattempo ringrazio i nostri ospiti. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Noi da Mestre ci spostiamo in provincia di Vicenza, ad Altavilla Vicentina, dove i carabinieri hanno individuato e denunciato in stato di libertà 7 minori, quindicenni, ritenuti responsabili del danneggiamento e dell'imbrattamento delle aule della palestra della scuola secondaria di primo grado Marconi. L'operato dei carabinieri ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed ha portato in breve tempo all'individuazione dei presunti autori dell'atto vandalico. 2 dei 7 giovani sono stati denunciati per invasione di edifici, mentre gli altri 5 dovranno rispondere di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e invasione di edifici. Ed ora parliamo del processo Ceschini, il delitto
delitto di Conegliano. Parlano per la prima volta le migliori amiche di Margherita Ceschina. Aveva paura del marito, hanno detto in aula e ribadito ai nostri microfoni, ritornando all'angoscia provata la sera del 24 giugno del 2023, quando la donna venne ritrovata senza vita nel suo appartamento. Quest'ultimo è il messaggio che non ha mai ricevuto. E poi ho chiamato anche, no, vedi che non è stato, perché il cellulare l'avevano già ucciso ormai è già morta. Noi siamo così di corsa, cioè ci è venuto spontaneo entrambe. Margherita, è successo qualcosa? Noi siamo in pizzeria. Questo è il messaggio che Margherita Ceschin non ha mai visualizzato. Sono le 20:12 del 24 giugno 2023 a Conegliano. La 72enne è morta già da diverse ore, ma le amiche che l'aspettano per una pizza in un locale del centro ancora non lo sanno. La loro attesa diventa presto angoscia. La Margherita non arrivava. Dovevamo mangiare la pizza, ho detto mangiamo in fretta, dopo andiamo a prendere un taxi, andiamo giù. Con il taxi Luigina e Paola raggiungono il condominio dove abita Margherita in via 28 aprile. L'auto della donna è parcheggiata al solito posto, le serrande in parte abbassate. Con l'aiuto di un vicino di casa che si procura una scala ed entra nell'appartamento, scoprono che l'amica è esanime sul divano. Poi le indagini e lo shock nello scoprire che non era una morte qualunque, ma un assassinio con tanto di sicari, complice e un mandante, il marito Enzo Lorenzon, tutti ora imputati per omicidio. È stata uccisa, macellata in un modo orrendo dal marito. Mi scusi, ma io lo devo dire, l'ho sentito subito il giorno dopo. Un sentore, quello di Luigina, emerso non a caso perché Margherita aveva paura di quell'uomo. In aula in corte d'assise a Treviso, proprio le amiche hanno riportato uno spaccato di vita e di violenza. Paola racconta lo stato d'animo della 72enne. Aveva un timore fisico, anche se non lo dava a vedere, però in varie circostanze ha palesato questa cosa. C'è un episodio che mi ha raccontato lei, che era stata spinta violentemente contro il frigorifero a casa sua, che ha anche aggiunto non è la prima volta, però molto prudente, probabilmente per il fatto che avevano 2 figlie e quindi lei cercava di proteggere la famiglia. Appena arrivata a Conegliano dopo la separazione, Margherita era taciturna, depressa, poi il percorso di rinascita dal silenzio al sorriso. Era diventata una donna, la vera lei, cioè una Margherita che aveva voglia di vivere, di rifarsi un'esistenza. Bellissima serata in vostra compagnia, ci siamo divertite come 3 adolescenti, scriveva ancora Margherita. Quella chat Luigina non la vuole cancellare, come incancellabile rimarrà il ricordo dell'amica. Il primo anno era un po' triste perché non sapeva come fare, andava a fare pulizie per potersi guadagnare qualcosa, perché faceva di nascosto per prendersi i vestiti da suo marito, non poteva neanche entrare in casa lei. Dopodiché aveva cominciato a vivere, veniva in macchina, cioè al giovanile si vestiva sempre, la chiamavo confettina, a volte si vestiva di rosa, aveva ricominciato a vivere finalmente un po'. E chiede giustizia per la sorella anche Paolo Ceschin, che per la prima volta parla anche ai nostri microfoni. Marito padrone, perché lui con i soldi ha la convinzione che con i soldi si possa fare tutto, ottenere tutto, e però più che altro, oltre a questo, anche un marito e un padre assente. Per lui l'importante era l'esteriorità, anche nei rapporti con la moglie, al di fuori dovevano essere eccellenti, poi dentro faceva quello che voleva, insomma. Non concede sconti al cognato Paolo Ceschin, fratello di Margherita, che in corte d'assise ha definito burrascoso il rapporto tra la sorella ed Enzo Lorenzon, il marito accusato di essere il mandante dell'omicidio. Lei quasi fin dall'inizio ha sospettato di Lorenzon? Sì, subito, immediatamente, perché ho la ferma convinzione che mia sorella non potesse avere nessun nemico. Lorenzon, ha raccontato Ceschin in aula, si era lamentato anche con lui nelle rare occasioni di incontro per l'assegno di mantenimento che doveva corrispondere a Margherita, circa 10.000 euro al mese. Insomma, il rapporto si era ulteriormente deteriorato per motivi economici dopo anni di piccoli grandi
grandi soprusi, ma in aula, oltre alla dimensione umana e privata, sono emersi nuovi dettagli, in particolare sulla figura di Joel Lorenzo, estradato a inizio anno dalla Repubblica Dominicana e sospettato di aver partecipato al delitto come palo. Una teste ha riferito che in patria l'uomo faceva il poliziotto. Ha specificato che faceva parte di reparti speciali che si occupavano, per come l'ha spiegato la Teste, in forma incappucciata della cattura di soggetti pericolosi, quindi un soggetto sicuramente ben diverso da quello che si è presentato davanti a noi la scorsa udienza. Che faccia parte delle forze dell'ordine, questo è più importante perché ovviamente hanno delle specializzazioni tali per cui a domande mie durante la sua deposizione, dove appariva un soggetto assolutamente sprovveduto che non sapeva perché si trovasse in quel luogo, è tutto da rivedere. Per Paolo Ceschin però il quadro è già abbastanza chiaro perché la giustizia faccia il suo corso. E sono qui per chiedere giustizia, ci sono talmente tante tali prove che non c'è più nessun dubbio e spero che chi ha fatto questo venga condannato. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Francesca Bozza che si trova ad Asolo, dove è stato fermato, colto in flagrante, quello che ha tutta l'aria di essere un ladro seriale di offerte in chiesa, se non ho capito male. Buongiorno Francesca. È proprio così, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori, insieme a me il sindaco Franco Dalla Rosa, grazie sindaco per essere con noi. Prego. Sì, un ladro seriale, sindaco, un vero e proprio professionista dei furti in chiesa. Sì, lui era un vero e proprio professionista perché ha fatto gli interventi in più volte, però grazie all'azione sinergica dei cittadini anche che si sono dimostrati che hanno collaborato bene su questa operazione, ma soprattutto alle forze dell'ordine che abbiamo qua ad Asolo un distaccamento dei carabinieri e grazie anche all'impiego delle telecamere siamo riusciti a individuare e ad arrestare questo malfattore. Insomma, tutto succede quando appunto il custode del Duomo qui di Asolo si accorge di movimenti sospetti e avverte proprio i carabinieri che riescono ad intercettare questo 47enne rumeno con precedenti senza fissa dimora che stava svuotando le cassette delle offerte utilizzando un metro telescopico al quale era stato applicato del nastro bioadesivo che serviva proprio per pescare le monetine contenute all'interno delle cassette delle offerte, circa 100 euro quelli che era riuscito a prelevare, ma in una successiva perquisizione oltre a questo attrezzo i carabinieri hanno trovato anche poco meno di 900 euro, probabilmente provento di altri furti messi a segno in altre chiese. Tra l'altro grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile ricollegare l'uomo ad un altro colpo che era stato messo a segno sempre qui ad Asolo il 21 marzo. Da quello che siamo riusciti a capire nell'ultimo episodio l'uomo aveva lasciato fuori la sua bicicletta ed era entrato in chiesa vestito da ciclista, e il che insomma per confondere, per non farsi notare particolarmente, sembrava solo uno dei tanti turisti che arrivano qui ad Asolo e che vengono a vedere le meraviglie, tra cui proprio il Duomo di Asolo, ma insomma il suo comportamento non è passato certo inosservato. Siamo riusciti a scambiare due parole con il parroco che ci diceva dietro al gesto, sempre chiaramente che lascia l'amaro in bocca, perché quando si vanno a colpire dei luoghi sacri questo è il sentimento, c'è anche poi il dispiacere perché dietro a questo gesto c'è chiaramente la disperazione di questa persona. Sì, sono fatti un po' preoccupanti perché sono indici anche di un malessere che c'è insomma nella nostra società. Sono furterelli, chiamiamoli, però ormai erano furti seriali, e anche per la comunità della Chiesa che vive con poche offerte questo è già un danno grave, insomma. E appunto le telecamere sono state fondamentali e quindi sempre più spesso le chiese si dotano di questi sistemi di videosorveglianza, perché sappiamo essere spesso prese di mira per questi furti ma anche per altri gesti, anche per atti di vandalismo. È chiaro che una volta erano più custodite perché c'erano più fedeli, ma soprattutto più preti. Adesso preti ce ne sono pochi, un parroco deve seguire magari 2 o 3 parrocchie o 2 o 3 chiese, quindi c'è bisogno di un controllo maggiore.
Ecco, chiaramente le indagini proseguono per capire se questo 47enne aveva commesso altri furti simili. Al momento appunto oggi dovrebbe esserci stata anche l'udienza, il processo per direttissima. Chiaramente insomma ci sarà particolare attenzione anche da parte insomma di chi frequenta la chiesa per evitare che succedano altri fatti spiacevoli come questo. Io ringrazio il sindaco Franco Dalla Rosa insieme a Nicoletta Rizzetto da Asolo. È tutto, la linea può tornare a te, Filippo. Grazie a Francesca Bozza in diretta da Asolo. E noi adesso ci spostiamo in provincia di Pordenone perché si è svolta l'autopsia su Vladimir Topiana, vittima dell'omicidio avvenuto domenica sera a Fontanafredda. Un'esecuzione fredda, quella che ha portato alla morte di Vladimir Topiana, trovato senza vita domenica sera all'esterno del bar Sporting a Fontanafredda. È quanto emerso dall'autopsia effettuata oggi pomeriggio dal medico legale Antonello Cirnelli, che ha svelato dettagli drammatici su un omicidio avvenuto con estrema violenza. 2 colpi, il primo esploso sull'addome, ha perforato l'intestino, un colpo che se fosse stato l'unico avrebbe potuto consentire alla vittima di sopravvivere, ma il secondo, sparato a distanza ravvicinata, non ha lasciato scampo. Il killer Roger Shot ha sparato centrando la tempia sinistra di Vladimir. Il proiettile ha devastato la testa, esplodendo in 1000 frammenti che sono stati recuperati e inviati alla scientifica di Pordenone. Il corpo di Topiana, oltre ai segni di morte immediata, mostrava anche numerose ecchimosi e scoriazioni sul collo, sul viso e sugli arti, segno di una violenta colluttazione avvenuta prima della sparatoria. Il tragico episodio si è consumato nella serata di domenica 6 aprile. Dopo l'omicidio, Roger Shot e suo padre Prem sono fuggiti a bordo di un'auto diretti verso Orsago, in provincia di Treviso. Roger Shot è indagato per concorso in omicidio volontario. Al momento il GIP di Treviso ha valutato le esigenze cautelari in attesa di un'eventuale nuova ordinanza da parte del GIP di Pordenone, che si è espresso sul rischio di fuga e sulla possibilità che il reato venga ripetuto. Nel frattempo la situazione si complica anche per il padre Prem Shota. Il suo avvocato nella giornata di ieri aveva richiesto per lui gli arresti domiciliari e la possibilità di tornare al lavoro, evidenziando la sua piena collaborazione con le forze dell'ordine nella ricostruzione dei fatti. Tuttavia su questo fronte ci sono delle novità anche nei confronti dell'avvocato Aldo Masserut. So che è stata applicata anche per lui la custodia cautelare in carcere. Perché lui ha formalizzato la mia nomina questa mattina, quindi non l'ho ancora visto, però so che nel frattempo è stata messa l'ordinanza, nei suoi confronti è stata allo stato esclusa la premeditazione e sono state ravvisate le esigenze del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Al momento, allora, dall'ordinanza che io ho letto e che mi è stata notificata, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Quindi la richiesta che i miei colleghi avevano presentato ieri di arresti domiciliari con l'autorizzazione all'esercizio di attività lavorativa, per il momento il GIP l'ha rigettata, non l'ha ovviamente considerata avendo applicato la custodia cautelare in carcere. Istituito dalle donne di Coldiretti, oggi a Padova, nell'aula Nievo del Bola, consegna del premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin. Ci colleghiamo in diretta con Padova, dove ci sono per noi Chiara Gaiani con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Le gambe delle persone attraverso... Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo ormai alle battute conclusive della cerimonia di consegna del premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin, un premio che è andato a Chiara Arnoldo, 37 le tesi di laurea sulla violenza di genere che sono state presentate alla giuria presieduta da Gaia Spolverato, tesi che sono arrivate da veramente tanti dipartimenti, dal Dipartimento di Ingegneria a quello di Storia, a quello di Neuroscienze, a quello di Scienze Politiche, perché la tesi vincitrice è proprio legata all'utilizzo, o meglio all'abuso della tecnologia nei confronti della violenza di genere, cioè come gli uomini riescono purtroppo a far pressione sulle loro compagne. Ecco, questo, sentite il saluto finale. All'inizio presenti qui anche Gino Cecchettin, papà di Giulia, e Andrea Camerotto, lo zio di Giulia. Poco prima dell'ingresso qui in Aula Nievo, dove ci troviamo con Federico Cibotto, noi siamo riusciti a incontrarli. Allora vi lascio alle interviste che abbiamo raccolto, poi la linea da Padova può tornare allo studio. Dolore
amore su dolore, perché insomma non ci si aspettano certi tipi di motivazione, però ecco, oggi siamo qua per un altro motivo e quindi vorrei rivolgere sempre in positivo e cercare di guardare, diciamo, al lato proattivo del tutto. Infatti oggi si parla di parole che diventano importanti nel cambiare la cultura anche intorno alla violenza sulle donne. È utile usarle nel modo giusto, perché una parola può fare la differenza fra empatia, distacco, fra odio, amore e fra pace e guerra, quindi dobbiamo usarle nel modo giusto e soprattutto nel lato positivo. Il premio di laurea è assegnato a una giovane donna come era Giulia. Sì, tra l'altro oggi ne ho viste tantissime lauree, in particolar modo ovviamente non posso non essere triste per quel momento che ci è stato negato, e quindi, però è anche giusto festeggiare la laurea di altre ragazze e sono felice di festeggiare con loro. Qualcosa sta cambiando? Ancora poco, nel senso che quando contiamo vittime di femminicidio vuol dire che c'è ancora da fare, però dei timidi segnali, il fatto di parlarne quotidianamente, di comunque fare qualcosa, e sento vicinanza, sento che il problema è sentito, ecco, e quindi forse qualcosina riusciremo a fare. Con la fondazione come sta andando? Ma molto bene, la fondazione è partita 4 mesi fa, adesso ci stiamo strutturando, ma i progetti sono già partiti, abbiamo già iniziato le collaborazioni con alcune associazioni e stiamo lavorando al programma educativo che porteremo nelle scuole con il prossimo anno scolastico. C'è tanto lavoro e quindi ecco, chiediamo l'aiuto di molti. Un sogno da vedere realizzato. Parlavo proprio con gli studenti poco fa, dobbiamo avere sogni. Il mio è quello di arrivare al 31 dicembre quando la conta di quei femminicidi è ancora 0, ma anche un sogno di poter realizzare la felicità dei miei figli. Oggi viene consegnato un premio di laurea che parla dell'importanza delle parole e del linguaggio. Il linguaggio usato dai giudici e le motivazioni della sentenza non sono appropriate, lo avete già detto. Sì, in realtà siamo stati molto colpiti, tutta la famiglia. Ho visto che anche nei social si è scatenato nei commenti un giudizio negativo rispetto a queste parole usate. Non sono in grado di giudicare chi lo fa per lavoro, chi ha studiato per dare queste motivazioni, non ne ho le competenze, ma sono cose che fanno veramente male. Il linguaggio ha un'importanza fondamentale. Che effetto le ha fatto? L'ho scritto 76 coltellate anziché 75. Al di là dell'ergastolo che sappiamo è stato dato a Filippo, io mi chiedo se con un tipo di linguaggio del genere si possa dire che da domani lui sarà esperto, visto che nella prima occasione era inesperto, inadeguato, nella seconda occasione dovesse esserci, e speriamo di no, possa essere esperto. Questo è il mio pensiero. Sì. Esperto e non crudele, Sì, certo, la crudeltà c'è. La crudeltà era solo una per il bene che Giulia ha dimostrato nei confronti di Filippo. Senta, l'ergastolo qui in Italia di fatto non vuol dire che non ne uscirà mai di carcere. Pensa mai se per caso le capitasse di rincontrare Filippo? Io spero che sia lui ad allontanarsi da noi, dovesse un giorno avere la possibilità di uscire. So per certo, ne parlavo stamattina con mio cognato, che a distanza di molti anni, spero, capiterà di avere ulteriori notizie importanti e che possano ferire la famiglia, e dobbiamo farcene probabilmente una ragione, e voi sapete a cosa mi riferisco, insomma. Ecco. Ne parla dei possibili permessi, buona condotta in questo? Io spero che non ci siano mai.
Da Padova ci spostiamo di pochi chilometri, andiamo a Vigonza, dove negli ultimi giorni sono iniziate a circolare sui social numerose segnalazioni da parte di ragazze che denunciano di essere state, di aver subito delle avance da un uomo che ha tentato di adescarle. Il sindaco lancia un appello. Uomo italiano di mezza età si muove a bordo di un'utilitaria blu o bianca. Questo l'identikit dell'adescatore che da qualche giorno preoccupa gli abitanti di Vigonza. Sono state decine le segnalazioni di ragazze avvicinate dall'uomo. L'obiettivo sono soprattutto donne molto giovani approcciate con apprezzamenti spinti e volgari ed invitate a salire in auto. Gli avvistamenti sono avvenuti soprattutto in via Molino, via Ruffini, via Armistizio e via Costituzione. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha già disposto un'intensificazione dei controlli. E noi abbiamo già rafforzato i pattugliamenti della polizia locale perché ci è stato segnalato che quest'uomo agisce tendenzialmente tra mezzogiorno e le 5 di sera, quindi nel pomeriggio, durante il pomeriggio, e quindi abbiamo messo in campo i nostri agenti di polizia locale per pattugliare la zona. Ma nonostante questo intervento è importante innanzitutto che le famiglie prestino un'attenzione particolare. Quello è un quartiere residenziale dove vivono molte famiglie ed è bene che siano tutelate soprattutto le donne più giovani che sembrerebbero essere l'oggetto di questi apprezzamenti, e poi di fornire le informazioni in modo tale da permetterci di procedere con le indagini insieme ovviamente ai carabinieri che sono informati e anche loro stanno operando nella zona. Martedì l'uomo ha tentato di adescare anche una minorenne avvicinandola mentre stava passeggiando sul marciapiede. La giovanissima per fortuna è riuscita a scappare. Tante le denunce già fatte ai carabinieri in comune e il tantam sui social per cercare di identificare il molestatore. Chiedo se ci possono essere forniti dei dati più precisi non solo sull'uomo ma ad esempio anche il numero di targa o il modello, in modo tale che riusciamo anche attraverso dei controlli incrociati a individuarlo. Questo è importante per tutelare la nostra comunità e le nostre ragazze. Le ragazzine appena sono state contattate da quest'uomo sono scappate. Cercate di scappare nel caso in cui dobbiate mettervi al riparo verso il centro dove ci sono le persone, dove c'è magari aperto il comando di polizia locale, dove ci sono i vari esercizi commerciali, non verso i campi dove si è isolati, perché queste due vie confinano con gli argini e con i campi, e appunto segnalateci o a noi o ai carabinieri le nuovi eventuali episodi. Circa un mese fa rapinarono un 25enne in via Roma a Treviso. 2 giovanissimi sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. Uno ha soltanto 16 anni. Si cercano ancora i 2 complici. Per un mese i militari dell'Arma hanno passato a setaccio ore e ore di registrazioni, videosorveglianza pubblica e privata, dando alla fine un nome e un volto a 2 dei 4 componenti la Baby Gang che il 5 marzo scorso aveva rapinato nel quadrante caldo di via Roma un 25enne, derubandolo di un cellulare e della bicicletta. Si tratta di un 16enne di origini tunisine, di cui ora si occuperà la Procura dei minori, e di un 20enne residente nella Marca, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Non solo calci e pugni, quella sera nei confronti della vittima venne usato anche dello spray urticante. Un primo importante passo per i carabinieri. Ora è caccia anche i 2 complici che potrebbero avere i giorni contati. Su via Roma intanto proseguono i cantieri di riqualificazione e resta anche alta la vigilanza, polizia, carabinieri, locale ma anche esercito, e acceso resta pure il dibattito ormai intergenerazionale su baby gang e devianza giovanile. Chi fa casino, usiamo questo termine, è noto. Sì, è noto, sì. Quindi si cerca di evitare ovviamente di stare con certe compagnie o in certi posti, in certi orari. Ti senti tranquilla come giovane ragazza a uscire la sera nelle ore? Da sola no, sicuramente. Non potrei mai uscire da sola la notte, di sera col buio. Questo no. Chi è qui che manca? Mancano i genitori, chi è che manca? Penso io l'educazione, secondo me.
Era il 27 gennaio quando a Vicenza, nella cosiddetta Fontana dei Bambini, l'acqua venne colorata di rosso. Un atto vandalico in concomitanza con le celebrazioni delle vittime dell'Olocausto. Oggi la polizia ha individuato il responsabile. Deturpò l'acqua della fontana colorandola di rosso. Oggi la polizia identifica il responsabile. Era il 27 gennaio, giorno della memoria, per commemorare le vittime dell'Olocausto, quando qualcuno versò del liquido colorante nella Fontana dei Bambini, nella centralissima Contrada Giuseppe Garibaldi a Vicenza. Un episodio di inciviltà che i vicentini censurarono con parole di condanna. Maleducazione, solo maleducazione. Non ho parole. Adesso per ripulirla? L'azione era stata perpetrata di notte. Non fu l'unica di quel periodo, visto che era stata sfregiata con della vernice rossa anche la locandina fissa nella biblioteca bertoliana, in cui erano scritti gli eventi per il giorno della memoria. La fontana, con la scultura dell'artista vicentino Nereo Quagliato, però è un'eredità che appartiene a tutti i cittadini, quindi l'atto vandalico fu sentito come una ferita dalla città intera. Per sistemarla è stato necessario l'intervento di AMCPS, mentre la Digos iniziò subito a indagare con la collaborazione della polizia locale. Le immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere pubbliche e da quelle delle attività private sono state determinanti, permettendo di circoscrivere l'orario in cui è avvenuto l'imbrattamento. Lo stesso orario in cui nella zona è stata documentata la presenza di un solo giovane che, dopo aver prelevato qualcosa dal proprio zaino, si è avvicinato alla fontana per alcuni secondi per poi allontanarsi. Ma gli occhi elettronici non lo hanno perso di vista e grazie alle immagini in cui compariva il volto è stato identificato. Il comune ha presentato denuncia per l'imbrattamento, visto che il ripristino della fontana ha comportato un costo. L'uomo identificato, da parte sua, si è dichiarato sostenitore della causa palestinese contro il genocidio di Israele. Sulle segnalazioni dei cittadini di episodi di degrado in centro storico a Vicenza arriva una presa di posizione molto forte da parte dell'ex sindaco Francesco Rucco. Droga ormai è diventato un allarme, non solo sociale ma anche e sempre più un allarme degrado. In giro per Vicenza si moltiplicano i video e le foto di cittadini che documentano la presenza di siringhe per terra sui marciapiedi, nei parchi, persino nelle piazze del centro storico, e i tossicodipendenti che si bucano lo fanno alla luce del sole. La droga è la vera piaga della nostra città, lo è per il centro storico, lo è nei quartieri. Dobbiamo assolutamente continuare le azioni di contrasto da parte anche dell'amministrazione comunale, dobbiamo farlo attraverso anche la creazione di squadre di vigili urbani, di polizia locale che nei quartieri facciano l'antidegrado e non si limitino a raccogliere le istanze dei cittadini. Questo è fondamentale perché riteniamo che il contrasto alla droga sia la vera battaglia dei prossimi anni. Francesco Rucco, quando era sindaco a Vicenza, aveva lanciato il NOS, il nucleo operativo speciale della polizia locale, e oggi boccia il progetto di vigile di quartiere, così come è stato ideato dall'attuale amministrazione di centrosinistra. Il vigile del quartiere, così come è stato ideato dall'amministrazione Possamai, è assolutamente fallimentare. Non esiste, non c'è, i cittadini non li vedono. Dobbiamo arrivare con le pattuglie della polizia locale in ogni angolo della città e intervenire, questa è la cosa più importante, se si trova una persona che si sta drogando. Bisogna intervenire, multarla, farle cessare l'attività e soprattutto eliminare ciò che viene poi lasciato in terra come appunto le siringhe. L'ex sindaco indica la strada del DASPO urbano. Solo con l'intervento continuo della polizia locale e delle forze dell'ordine si creano le condizioni perché si arrivi all'allontanamento coattivo dei tossicodipendenti. L'obiettivo è sicuramente il contrasto al fenomeno della droga, il recupero sociale attraverso le azioni delle cooperative che lavorano sul territorio, attraverso gli operatori che convincono queste persone a non drogarsi e andare nelle comunità di recupero, e poi naturalmente i DASPO urbani attraverso l'allontanamento coattivo. Non si può permettere che una persona si buchi in pieno giorno davanti magari delle famiglie, davanti a bambini, senza che nessuno intervenga. Dunque, su Baby Gang e episodi di devianza giovanile abbiamo dato diverse notizie anche questa mattina. Ebbene, a volte i protagonisti sono ragazzi di seconda generazione. A questo proposito noi abbiamo incontrato il rappresentante della comunità marocchina Treviso, Abdallah Khezraji, secondo il quale c'è un vuoto enorme tra generazioni e vanno coinvolti anche gli imam.
Noi a Treviso non siamo a livello di Milano, non siamo a livello di Torino, però bisogna prevenire soprattutto, perché la prevenzione è, secondo me, la parte prevenire attraverso anche i centri islamici, anche lì un ruolo degli imam, un ruolo di genitore, un ruolo anche di fare capire che il padre deve anche andare a salutare suo figlio e chiederlo cosa ha fatto a scuola o cosa non ha fatto. Su baby gang e devianza giovanile ognuno deve fare la sua parte. Questa è la convinzione di Abdallah Kesraji, rappresentante storico della comunità marocchina a Treviso, che non nega come la spirale di violenza spesso riguardi le seconde generazioni e le famiglie di immigrati. Il ruolo dell'imam è anche un ruolo molto politico qua, cioè nei sermoni che devono parlare con quale piede dobbiamo entrare in moschea, loro devono anche evidenziare che c'è un fenomeno importante che ci sta dando anche a noi un fastidio, perché ci crea anche l'allontanamento con gli autoctoni e quindi bisogna affrontarlo. Questione di integrazione, di ordine pubblico, ma anche psicologico-sociale, la crisi valoriale riguarda tutti. Che i ragazzi hanno un grande voto, quindi il voto deve essere riempito anche con un confronto anche religioso che può servire molto equilibrato. Allora voltiamo pagina, ma parliamo sempre di sicurezza stradale in questo caso e in particolare sulla strada statale Romea. Dopo le 3 vittime di martedì sulla questione è intervenuto anche il prefetto di Venezia Darco Pellos, che ha avanzato anche delle proposte. Un nuovo tracciato alternativo all'attuale strada Romea e un commissario per la sua messa in sicurezza. Tra le proposte dei sindaci dei territori attraversati dalla statale 309 funestata martedì scorso dall'ultimo, l'ennesimo incidente mortale costato la vita a ben 3 persone, 3 amici di Ferrara finiti con l'auto in cui viaggiavano contro un tir. Un triste primato questo della strada veneta della morte, così definita visto il record dei 100 sinistri registrati nel 2023. Viabilità importante per la quale interviene anche il prefetto di Venezia. Tutta una serie di piccoli interventi come la costituzione di rotonde, come l'utilizzo di strumenti di misurazione della velocità che possono contenere il fenomeno degli incidenti stradali. Ogni vita persa sulla strada è un dolore per tutti. Ragionamento che si snoda su 2 fronti e tiene conto anche del problema strutturale della Romea. Che coinvolge degli impegni più consistenti anche per collegare 2 realtà importantissime che partono da Ravenna fino a Venezia, sostanzialmente è una viabilità importante. Strada che rappresenta un bagno di sangue, così il sindaco di Chioggia che si rivolge ad ANAS e Regione. Noi abbiamo sempre chiesto di continuare con la messa in sicurezza dell'attuale Romea, dell'attuale tracciato e poi pensare insieme ad ANAS e anche alla vicepresidente De Berti a un nuovo tracciato alternativo all'attuale Romea. E a proposito invece di trasporto pubblico, adesso parliamo di un attacco hacker a un fornitore di Bus Italia Veneto avvenuto a fine marzo. La comunicazione è stata data a tutti i passeggeri. L'azienda Bus Italia, che fa parte di Ferrovie dello Stato, è attiva in particolare tra le province di Padova e di Rovigo. Si informano i clienti dei servizi di trasporto di Bus Italia Veneto SPA che i canali app Bus Italia Veneto e il portale abbonamenti online gestiti da un'azienda esterna hanno subito una violazione dei dati personali. Con questa comunicazione nel portale Bus Italia Veneto ha reso noto l'attacco hacker subito da un fornitore esterno tra il 29 e il 30 marzo scorsi. Nel mirino dei pirati informatici che stanno mettendo a segno diversi attacchi ad aziende di servizio, i dati anagrafici di contatto, i dati di profilazione e relativi all'ubicazione, ma non quelli dei pagamenti conservati in un sistema apposito.
Bus Italia informa che sono state adottate e sono in corso di adozione tutte le misure per contenere la violazione ed attenuarne gli effetti, nonché volte a prevenire il ripetersi di analoghe violazioni. Ma il consiglio ai viaggiatori è quello di modificare in via precauzionale la password dell'account e di prestare particolare attenzione ai mail di phishing, messaggi e chiamate sospetti o altre richieste di dati personali. Per ulteriori informazioni, i passeggeri possono contattare l'azienda alle mail istituzionali privacy@fsbussitaliaitaliaveneto.it o protezionedati@fsbussitalia.it. In occasione della giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, l'ULSS 8 Berica presenta i dati sull'attività di donazione e trapianto svolta all'ospedale di Vicenza con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di una scelta consapevole. Per noi Daniele Garbin e Simone Squarcina. Giornata nazionale per la donazione degli organi di tessuti, siamo all'interno dell'ULSS 8 Berica, è una giornata anche di bilanci in questa, si cerca anche di promuovere la donazione, ma soprattutto anticipiamo subito, l'anno scorso sono stati 20 donatori a fronte di 2 rifiuti, e con me il professor Silvio Marafon che ha vari incarichi. Sì, sono il coordinatore aziendale trapianti e primario di anestesia e rianimazione di Arzignano del distretto Ovest. Questa giornata è fatta soprattutto per ricordare l'importanza della donazione degli organi, per fare in modo che i pazienti in attesa di trapianto possano ricevere gli organi di cui hanno bisogno e i tessuti di cui hanno bisogno. È importante per la popolazione sapere che possono dare la disponibilità, che ogni cittadino può dare e soprattutto speriamo dia la disponibilità alla donazione degli organi. In particolare adesso in tutti i comuni, praticamente tutti i comuni, è possibile dichiarare la propria disponibilità alla donazione, e in questa giornata vogliamo sottolineare l'importanza di questo aspetto, perché è importante che ognuno di noi durante la vita dica cosa intende fare dopo la propria morte. Come si comportano i vicentini? Sono generosi? Si può fare di più? I vicentini fanno molto, la nostra provincia è una provincia molto, molto solidaristica, è una delle province è la provincia che ha il maggior numero di iscritti all'AIDO, per esempio, che è un'associazione che si occupa appunto della promozione della donazione di organi e tessuti, questo è un indice quindi molto importante. L'opposizione alla donazione di cornea nella nostra ULSS è del 20%, che è un dato molto basso, ottimo rispetto alla media nazionale che è intorno al 35-37%, quindi siamo molto da questo punto di vista soddisfatti da questo punto di vista, non tanto per noi quanto perché in questo modo si dà risposta a chi è in attesa di organi e di tessuti. Senta, c'è anche un'eccellenza, il trapianto di reni per esempio. Certo, nell'ULSS 8 si fa trapianto di rene, in particolare un aspetto molto importante qui nell'ULSS 8 è il trapianto di rene da vivente. Molti pazienti ricevono l'organo, ricevono il rene da parte di familiari che sono disponibili. Questa cosa richiede una bella organizzazione e richiede soprattutto un'organizzazione efficiente che segue queste famiglie, in particolare sono famiglie. C'è stata anche nella provincia di Vicenza la donazione solidaristica alcuni anni fa di una persona che ha donato un rene indipendentemente dal legame con altri. Senta, prima di concludere e salutarla, avete anche ricordato che l'Italia comunque ci sono dei parametri per l'accertamento della morte tra i più alti, se non il più alto a livello nazionale, cioè mondiale. Certo, la donazione degli organi si fa esclusivamente dopo che il paziente è deceduto, tranne i casi della donazione da vivente per i reni. Quindi è esplicito nella legge che il prelievo degli organi si fa dopo la morte del paziente, del soggetto, e il criterio per identificare la morte è ben delineato dalle leggi. Noi dobbiamo rispettare dei criteri molto importanti. I criteri sono quelli cerebrali, di morte cerebrale, o cardiologici di elettrocardiogramma fermo per 20 minuti. Quindi siamo un paese in cui le regole vengono rispettate e sono regole anche molto, molto strette. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo.
Ben trovati nuovamente in diretta con Focus TG. Ora parliamo di economia e della diminuzione del potere di acquisto delle famiglie. Pensate che nella provincia di Vicenza i prezzi al consumo sono aumentati in media del 21,8%. A dirlo è uno studio della CISL che sottolinea anche come gli incrementi non siano stati compensati dall'aumento dei redditi. Impennano i prezzi delle principali categorie merceologiche, ma non vengono compensati dall'aumento dei redditi. È il quadro tracciato da una ricerca della CISL vicentina che ha rilevato un incremento dei prezzi al consumo negli ultimi 10 anni del 21,8%, con punte del 31% per i prodotti alimentari e del 44,8% per gli affitti e le bollette di casa. Ma crescono anche i costi per i trasporti, per le spese per la salute in genere e per i mobili e articoli per la casa, ulteriore rincaro che grava su quanti acquistano o prendono in affitto un appartamento. Anche il tempo libero per molti ha richiesto un drastico ridimensionamento. I servizi ricettivi e la ristorazione evidenziano infatti rincari del 19,6% e circa il 9% in più costano anche spettacoli ed eventi culturali. A fronte di questi aumenti sono sempre di più i vicentini che faticano ad arrivare a fine mese. L'inflazione sta crescendo per questi eventi che stanno al di fuori del nostro paese, non sta crescendo perché aumentano i salari e i salari non riescono a stare dietro. Questo è un gravissimo problema da un punto di vista della tensione salariale e delle pensioni del nostro territorio, ed è una cosa che preoccupa perché mina la coesione sociale e in queste dimensioni avviene per la prima volta nel nostro paese da 50 anni. Dall'altro lato i redditi che sono sì cresciuti ma non sufficientemente da compensare i rialzi. In provincia di Vicenza dal 2015 al 2023 sono aumentati in media del 15%, considerando sia quelli da lavoro dipendente sia quelli dei lavoratori autonomi. La percentuale però è assai minore per chi lavora nelle macro categorie nelle quali si concentra la maggior parte dei lavoratori, come il manufatturiero, i dipendenti pubblici e i lavoratori della sanità e dei servizi sociali. Accanto agli indirizzi della politica economica nazionale, la CISL sollecita l'intervento anche a livello locale. La prima e la più importante è una politica abitativa forte, che permetta per esempio a chi non ha la casa di proprietà, non tantissimi nel nostro territorio ma moltissimi nel paese, di poter sostenere dei prezzi dell'affitto con i salari attuali. La seconda riguarda la contrazione per mezzo di una politica energetica molto seria dei costi delle bollette e il controllo delle speculazioni, che è una delle cose che sta minando di più il tessuto sociale ed economico locale. E su questa situazione c'è poi la spada di Damocle dei dazi degli Stati Uniti d'America. Come sapete il presidente Donald Trump ha deciso 90 giorni di sospensione in attesa di trattative con i partner commerciali. Un segnale positivo, dicono le imprese venete. È una boccata d'ossigeno per le trattative, anche la von der Leyen ha detto che sospende l'applicazione dei dazi e quindi c'è questa reciprocità nella sospensione. Adesso vediamo cosa farà la politica per portare a casa un risultato che vada bene sia uno che all'altro. Le imprese stanno alla finestra, davanti a loro 90 giorni durante i quali si auspica una trattativa sui dazi dopo lo stop di 3 mesi deciso dal presidente americano Trump. Anche l'Unione Europea congela al momento le contromisure che erano state adottate nei confronti degli Stati Uniti. Il fatto che adesso Trump denunci questo stop provvisorio secondo me è dovuto a 2 questioni. Una, le borse che sono crollate e che francamente quelli stavano bruciando miliardi, sì. Ma miliardi di risparmiatori anche americani. In più il rischio inflazione, perché tu mettendo i dazi aumenti il prodotto finale, il rischio è anche questo, e quindi un impoverimento da questo punto di vista della stessa società. Quindi secondo me adesso si è in una fase di trattativa con l'Unione Europea. Io auspico che si arrivi un domani a quel libero scambio, almeno del patto atlantico. Si aprono dunque settimane di trattative tra Stati Uniti e Unione Europea, un clima di incertezza che sicuramente non fa bene alle aziende che, secondo il presidente Pozza, hanno un'unica strada da seguire. Non possiamo più pensare al tradizionale cliente sicuro che sia in Europa o che sia negli Stati Uniti, ma bisogna creare una rete alternativa e bisogna che il sistema produttivo italiano, che è fatto poi di piccole e di medie imprese, affronti preparato nuovi mercati
e tenga ovviamente questi mercati, però se non guarda a nuovi mercati, nuovi sbocchi, assolutamente si rischia molto. Noi come il Made in Italy abbiamo delle praterie davanti. È richiesto dappertutto perché tutti vorrebbero il prodotto italiano. Bassano e tutto il suo territorio, ma anche l'Alta Padovana e l'Ovest trevigiano sono sempre più uniti nel chiedere la riapertura del Tribunale sul tema. In città c'è stata anche una presa di posizione da parte del Presidente della Regione. Ci sono anche le spillette messe al bavero delle giacche per dire sì al Tribunale di Bassano. Sindaci dell'area, che si estende su 3 province, affollano la Sala Chilesotti assieme alle categorie economiche e agli avvocati. Al tavolo, oltre a Bassano, è rappresentato il territorio padovano con l'assessore Bertoldo di Cittadella, il trevigiano con il primo cittadino di Castelfranco Marcon e il vice sindaco di Treviso Manera. C'è l'ultimo procuratore in servizio in via Marinali, Carmelo Ruberto. C'è la regione col presidente Zaia. Castelfranco Veneto ha aderito sin dall'inizio a questa iniziativa perché è convinto che un tribunale in più sia una risposta da dare ai cittadini e alle imprese della nostra area che merita avere. Tutti i tribunali hanno tutto il loro personale, non capisco per quale motivo non dovremmo riaprire Bassano, che è sempre stato un tribunale e ha una sede nuova restaurata con 20 milioni di euro che è lì chiusa dal 2012, 11.000 metri quadrati di sede. Buona parte del Vicentino, anche della stessa area politica al governo in regione, ha invece alzato le barricate contro il progetto bassanese. Siamo in democrazia, ognuno prende la posizione che vuole, dopodiché noi portiamo le nostre ragioni, che non sono ragioni, come si dice, non sono delle novità, sono anni che ne parliamo, finalmente è arrivato un governo che ha messo nero su bianco questa opportunità, adesso si vedrà quale sarà la soluzione. La riattivazione, che riguarda anche altre sedi in Italia, non sarà immediata, ma il territorio, anche politicamente, si sta muovendo in modo compatto. È una battaglia che dura da 13 anni, quello che noi oggi chiediamo al governo è di darci una risposta chiara e concreta, ma soprattutto che il ministro Nordio, che è ministro veneto, che conosce benissimo questo territorio, dia una risposta concreta alle esigenze di cittadini e di imprese. Avere l'appoggio anche di Palazzo Balbi è un valore aggiunto che rinforza il messaggio da mandare a Palazzo Chigi, cioè al governo. La Regione su questo ci ha sempre accompagnato nel corso degli anni, ma sta a dimostrare che tutti gli enti istituzionali sono a sostegno di questo importante presidio di giustizia, quindi ora il governo dia una risposta chiara a questo territorio. Dunque, l'avete sentito, nominato dal sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, il ministro della giustizia Carlo Nordio, e a lui è stato indirizzato anche un appello da parte degli avvocati. Nordio fa presto, perché sennò qui a Vicenza ci scanniamo e non va bene, non è una cosa sana da farsi. Il messaggio è partito forte e chiaro verso il guardasigilli Carlo Nordio, che avrebbe pronto il testo del disegno di legge che modifica la geografia giudiziaria italiana. Il 10 settembre 2013 il nuovo edificio di via Marinali era stato consegnato chiavi in mano. 3 giorni dopo le stesse chiavi lo hanno dovuto chiudere. Io ho ritenuto sempre un'ingiustizia la chiusura, irragionevole la chiusura del Tribunale di Bassano del Grappa, ma proprio per la potenzialità che poteva esprimere, non certamente per il fatto di essere un piccolo tribunale, ma le strutture che erano state realizzate, compresa quella centrale nuova, avrebbero consentito la realizzazione di questo tribunale pedemontano. C'era stato uno studio dell'Ordine degli Avvocati, anche del CNR. Che serva è sicuro e certo, che sia pronto, a mio avviso è altrettanto certo. Quali sono i vantaggi? C'è un territorio molto vasto, assolutamente industrializzato, oggi ancor più importante con il passaggio della pedemontana, che andrà a dare giustizia a 500.000 di persone. Anche l'Alta Padovana sostiene convintamente il progetto. Gli avvocati del comune di Cittadella, che hanno lo studio a Cittadella ma anche nei comuni limitrofi, sposano l'istituzione del Tribunale della Pedemontana, perché molti di loro sono anche amministratori di sostegno, recarsi a Padova, e abbiamo tempi di attesa con i giudici tutelari molto lunghi, anche 1 anno per avere un colloquio, quindi vedono con favore questo nuovo presidio di giustizia.
Ora parliamo della festa della polizia che è stata celebrata in tutti i capoluoghi di provincia. A Venezia una celebrazione particolarmente partecipata nel ricordo di Giacomo Gobbato. Ricorderete l'attivista ucciso a coltellate a 26 anni mentre tentava di sventare una rapina a Mestre. Sul palco anche la commossa partecipazione della mamma Valentina. Un commosso abbraccio, un riconoscente bacio tra Valentina De Martinis, la mamma di Giacomo Gobbato, e la persona di origine albanese che ha contribuito a fermare il suo assassino, interrompendone la fuga. Esempio di coraggio e altruismo tra le motivazioni del riconoscimento sia per l'albanese che indirettamente per Giacomo, ucciso a soli 26 anni a Mestre a settembre 2024 per essere intervenuto a difesa di una turista durante una rapina in Corso del Popolo verso la mezzanotte. Così dal palco della Scuola Grande di San Teodoro a Venezia in occasione dei 173 anni di storia della Polizia di Stato. Consentitemi nell'occasione di ringraziare la mamma di Giacomo Gobbato che ha avuto una forza straordinaria e soprattutto una sensibilità straordinaria oggi, consegnando una targa che è evidentemente un riconoscimento alla persona che ha avuto un ruolo importante nel fermare l'assassino di suo figlio. Cerimonia nel corso della quale il questore di Venezia, tra i tanti fatti di cronaca dell'anno appena trascorso, ha voluto ricordare l'abbraccio della città al Santo Padre e prima ancora il femminicidio di Giulia Cecchettin e non ultime le misure contro le baby gang e il ricordo dei poliziotti caduti sul lavoro. E non a caso vengono ricordati all'inizio di ogni momento celebrativo importante. Non è un caso che i nostri anniversari della Fondazione, i nostri San Michele Arcangelo, gli incarichi dei questori inizino dall'onore ai caduti e dalla deposizione della corona di fiori. E i giovani sono stati protagonisti della festa della polizia a Treviso con dei riconoscimenti che sono stati consegnati a 3 ragazzi che si sono distinti per meriti civili, sportivi e artistici. I tanti volti della gioventù di oggi al centro della festa della polizia. Accanto ai ragazzi da aiutare e supportare contro il disagio giovanile ci sono i volti di Roberto, Paolo e Francesco, premiati per essersi distinti in campo civile, sportivo e artistico. Il primo a ricevere il riconoscimento dalle mani del sindaco Mario Conte è Roberto Trevisan, che lo scorso 23 dicembre, mentre si trovava in un ristorante con la fidanzata, aveva salvato un'anziana colta da malore praticandole il massaggio cardiaco. In quel momento non ho avuto paura, mi sono buttato subito, mi sentivo abbastanza sicuro di me stesso e per fortuna è andata bene. Roberto non è mai riuscito ad incontrare quella signora che dopo 24 giorni di ricovero si è spenta. A lui sono arrivati i ringraziamenti dei familiari dell'anziana. Mi hanno ringraziato per avergli dato il tempo di salutarla in quest'ultimo periodo. Sul palco poi è il turno di 2 campioni, Adriano Panatta che ha premiato l'atleta trevigiano Paolo Tonon, medaglia di bronzo nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Mi rivolgo proprio ai ragazzi che sono qui presenti, voi avete tutti quanti i vostri idoli sportivi, avete i vostri idoli del calcio, avete i vostri idoli di altri sport, però io vi dico una cosa, io ho ascoltato tantissime storie di questi ragazzi e i veri eroi dello sport sono loro. Ognuno di noi a cui ha avuto un po' un percorso tra virgolette difficile nella propria vita, comunque è riuscito un po' a riscattarsi grazie allo sport. Quindi io consiglio sempre ai giovani di praticare sport perché oltre a fare bene fisicamente ma fa molto bene anche mentalmente. È stato invece Red Canziana a consegnare il riconoscimento a Francesco Carrer, cantante trevigiano, finalista di un celebre talent show. E credo che la musica sia uno dei sistemi per stare lontani dalle cose sbagliate. Dove c'è la musica c'è armonia, c'è melodia, c'è un'anima che batte, c'è un cuore pronto a ricevere emozioni. Nel corso della cerimonia il questore Alessandra Simone e il prefetto Angelo Sidoti hanno consegnato alcuni attestati di riconoscimento ad agenti della polizia che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.
E da noi invece un'informazione di servizio. La strada provinciale Covolo-Cornuda è stata chiusa al traffico dopo che un mezzo pesante ha urtato l'architrave del sovrapassaggio sulla strada regionale Feltrina. Al momento sul posto sono in corso delle verifiche strutturali. Naturalmente gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per il momento ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Adesso parliamo di politica. Come ben sapete, il terzo mandato è stato dichiarato incostituzionale. Dopo lo stop della consulta sono arrivate numerose reazioni politiche, a partire da quella del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha preso atto dell'impossibilità di ricandidarsi alla guida della nostra regione, ma ha definito inaccettabile e ipocrita il principio su cui si basa il pronunciamento. E questa è una grande ipocrisia. Abbiamo 20 regioni in Italia, 21 presidenti da eleggere, visto considerato che 2 sono in Trentino Alto Adige. Abbiamo capito dalla sentenza della Corte che 5 di queste regioni non hanno nessun problema, quindi 6 presidenti non hanno il blocco di mandati, tutti gli altri sì. Quindi solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori hanno questo blocco di mandati. Peraltro sono le uniche cariche elette direttamente dal popolo. Nel voler ribadire che la legge è uguale per tutti, la consulta di fatto ha rimarcato le differenze, quelle tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Liberi tutti nelle prime, fermi tutti nelle seconde. All'indomani del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato per il presidente della Campania De Luca Zaia, su cui ricade la medesima scure, sottolinea con la matita rossa una a una le contraddizioni. E sono felice per Maurizio Fugatti che nel giorno della sentenza contro la Campania è riuscito a farsi approvare una legge che prevede lo sblocco dei mandati a Trento. Questa è la dimostrazione dell'ipocrisia di questo paese. Zaia prende atto dell'impossibilità di proseguire in un ruolo in cui lo hanno designato alle ultime regionali il 77% degli elettori, ma respinge i presupposti su cui si basa il dispositivo. Passa un principio per il quale, è per me inaccettabile che l'Avvocatura dello Stato vada a rinnovare in dibattito in Corte Costituzionale il principio secondo il quale il blocco dei mandati sarebbe l'unica modalità per eliminare centri di potere. Ecco, dire questo vuol dire offendere noi amministratori e dall'altro dare degli idioti ai cittadini che non è che votano i presidenti o i sindaci uscenti semplicemente perché sono uscenti, perché li mandano a casa se non gli piacciono. Altra tesi che il presidente rigetta, quella di aver complottato con il collega De Luca per il terzo mandato. Io non ho mai avuto rapporti e gestioni parallele su questa vicenda. Vincenzo De Luca, l'unica volta che l'ho visto e l'ho sentito al Vinitaly in tutta questa vicenda, per cui non c'è nessuna attività all'oscuro tra governatori. Si va dal voto, dunque legittimo per la Lega chiedere di poter esprimere il candidato governatore. Quanto al suo di futuro, Zaia continua a non sbilanciarsi. Io penso a governare, dopodiché quello che farò nel mio futuro, nel momento opportuno lo dirò e dirò anche cosa penso di tutto il resto. E allora andiamo a sentire cosa pensano invece i vari partiti dopo questo pronunciamento della consulta, a partire dalla Lega e a seguire tutti gli altri. La decisione della consulta penalizza il governatore più votato e amato d'Italia e gli elettori che lo hanno sostenuto. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, promotore della raccolta di oltre 150.000 firme per cancellare il vincolo del terzo mandato, commenta così la decisione della Corte Costituzionale che, bocciando la legge Campana, ha di fatto messo lo stop anche alla rielezione in Veneto di Luca Zaia. Stefani, candidato naturale della Lega alle regionali, ma dal tema si tiene per il momento alla larga. Chi invece si mette a disposizione è il sindaco di Treviso, Mario Conte. Siamo tutti a disposizione sempre per il partito, ovviamente le scelte oggi sono tutte concentrate sui programmi e sulla continuità amministrativa, poi chi sarà l'interprete di questo programma verrà deciso in altre sedi, in altri momenti. Conte auspica che in corsa alle regionali ci sia una lista Zaia. A Focus il vice segretario regionale della Lega Riccardo Barbisana ha prefigurato uno specifico scenario.
Parliamo della possibilità che il presidente Zaia sia il capolista delle nostre liste, almeno in 3 circoscrizioni provinciali, e quindi diciamo che possa essere il traino per almeno in 3 collegi su 7, magari i più grandi del Veneto. Si dovrà cambiare il bomber, è il commento del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ma squadra che vince non si cambia, intendendo che il centrodestra al voto deve arrivarci unito. Sul terzo mandato De Carlo ostenta disinteresse. Credo che piuttosto che la querela del terzo mandato ai veneti, come a me del resto, interessi molto di più la buona notizia che arriva dagli Stati Uniti con la sospensione di 90 giorni dei dazi applicati da Trump. La consulta non ha fatto che ristabilire e ribadire un principio che in Italia è ben noto, che non è contro o a favore di qualcuno, ma fa parte delle regole democratiche che si è dato a questo Paese. Questione che non è chiusa invece per la Lega. A Trento il Consiglio provinciale ha approvato il DDL che consente al presidente Fugatti il terzo mandato. I veneti sono felici che i trentini possano scegliere liberamente il loro futuro, commenta il capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova. La scelta della consulta invece penalizza i cittadini. Veneto stretto tra 2 regioni a statuto speciale, autonomia quanto mai urgente, conclude Villanova. La riprova è che sull'argomento il governatore del Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rimanda tutto al Consiglio regionale. La consulta ha voluto sottolineare in modo esplicito che per le regioni a statuto speciale non vale questo limite e possono legiferare autonomamente. Quindi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia spetterà al Consiglio regionale decidere autonomamente se fare o non fare il terzo mandato. Per il Partito Democratico la consulta ha messo fine al teatrino sulla possibilità per Zaia di candidarsi nuovamente. Ora basta giochetti, basta menine, si fissi anche al più presto la data dell'elezione e si voti. Ora chiediamo al centrodestra e al presidente uscente con responsabilità di lasciare il Veneto libero da questi giochini istituzionali, di convocare alla scadenza naturale le elezioni regionali e di consentire al Veneto di girare finalmente pagina. Quindi ci viene da chiedere veramente al presidente Zaia come potesse sperare di ottenere un altro mandato, dato che non c'è mai in questo Consiglio regionale. Quindi giustizia si è fatta, si è affermato un principio che deve essere e rimanere sacrosanto per tutti, sia per Zaia sia per qualunque altro avvenire. Diamo anche un'occhiata alle notizie che appaiono sulle pagine dei quotidiani nazionali, perché c'è una vicenda che in un paese come il nostro naturalmente farà molto discutere. Si tratta di un'indagine che riguarda diversi calciatori della Serie A, ce la dà il Corriere della Sera. Scommesse su siti illegali, indagati 12 calciatori di Serie A, da Fagioli a Tonali, da Bellanova a Di Maria, i debiti pagati in oreficeria con acquisti simulati di Rolex. Possiamo anche, scendendo più in basso, vedere quali sono i giocatori che sono coinvolti. Vedete il centrocampista milanista Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, che oggi è della Fiorentina, all'epoca della Roma, Mattia Perin, Winston James Earl McKennie, Angel Di Maria, Raul Bellanova, Samuel Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Firpo del Leeds United, e poi anche c'è il tennista Matteo Giganti e un'altra decina di non sportivi. Noi però adesso parliamo di un caso che parte dal Lido di Venezia, ma è diventato internazionale, ed è quello dell'arresto in Venezuela in questo novembre di Alberto Trentini. In fase di preparazione un corteo acqueo delle remiere veneziane per chiederne la liberazione. Ci saranno tutte le remiere veneziane mobilitate e tanti amici in barca remi domenica mattina al corteo acqueo in segno di solidarietà ad Alberto Trentini e vicinanza alla sua famiglia. La Domenica delle Palme, una settimana prima di Pasqua. L'iniziativa è organizzata dal Comitato delle Amiche e degli Amici di Alberto, coordinati da Luca Tiozzo, con l'associazione Articolo 21 e grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Venezia che, come racconta il delegato alle tradizioni e alle remiere Giovanni Giusto, si è subito messo a disposizione per contribuire e aiutare nella riuscita di questo gesto simbolico ma importante che avrà come palcoscenico il Canal Grande. Abbiamo accolto e sposato l'appello degli amici di Alberto Trentini, che hanno espresso il desiderio di organizzare un corteo acqueo lungo il Canal Grande a Venezia, e questo per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica
e delle istituzioni. Tutti chiedono l'immediata liberazione del cooperante 45enne italiano originario del Lido di Venezia che si trova detenuto in carcere a Caracas dal 15 novembre 2024. Alberto era arrivato in Venezuela per portare aiuto alle persone disabili. Così come è avvenuto in occasione del corteo acqueo di Marco Zennaro, si spera nel lieto fine e dopo la telefonata della Premier Giorgia Meloni alla mamma di Alberto, Armanda Corusso, tutti sperano in un bel segnale prima di Pasqua. Un raduno delle imbarcazioni dalle ore 10 a Santa Chiara, all'altezza di Calatrava. La partenza invece è prevista alle 10:30 e sarà percorso tutto il Canal Grande con arrivo a Ponta della Dogana. Ed ora le immagini di un duello avvenuto nel cielo di Cassola tra cicogne per la disputa di un nido. Il tutto è stato documentato dalle fotografie di un nostro telespettatore. Una coppia di cicogne si è vista arrivare nel nido un secondo maschio ed è iniziata così una furibonda e cruenta lotta. Grazie a Dino Pianezzola, un nostro telespettatore volontario della Lipu di Vicenza, la scena è documentata da una serie di fotografie che vi proponiamo. Il fatto è accaduto qualche giorno fa a Cassola, nel territorio al confine con Bassano del Grappa, mentre i volontari stavano monitorando 2 nuove nidificazioni di cicogne. Attualmente sono 4 quelle presenti nel Bassanese, a Cartigliano, a Travettore di Rosà e le 2 nuove in via Cesare Battisti a Cassola, dove è avvenuto questo combattimento. Un maschio ha provato a rubare il nido a una coppia già formata e così via combattimenti aerei, duelli con ali e becco che si affrontano e si colpiscono. Alla fine, dopo un quarto d'ora di battaglia, il maschio è riuscito a proteggere il nido e a scacciare l'intruso. Bene, su queste immagini dell'intruso che è stato scacciato si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50, il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera dalle 21:15 circa, naturalmente l'appuntamento è con il talk show Focus. Con questo per ora è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.